Allora, io sono nata negli anni 70 e quando noi eravamo piccoli, no, da bambini, i bambini venivano cresciuti in maniera diversa, no? Più rilassata, meno ansiosa, i bambini potevano giocare, si potevano sporcare, addirittura potevano sudare. Oggi no, oggi no. Oggi se cade un pezzo di pane per terra, buttalo a toccare! A noi soffia. Ma è caduto nella pozzanghera, vabbè, un po' di sughetto, più buono. Anticorpi. La parola più usata dalle mamme negli anni 70 era anticorpi. Adesso è amuchina. Quando noi eravamo piccoli, noi siamo vivi per miracolo, perché uscivamo la mattina e tornavamo la sera senza che nessun adulto ci controllasse. Cioè la mattina la mamma apriva la porta e diceva vai e non tornare. A me una volta mi hanno riportato a casa gli zingari. Noi facevamo dei giochi pericolosissimi, allora noi giocavamo a guardie e ladri con i ladri veri. I bambini oggi invece non giocano, non possono giocare perché i bambini sono impegnati, hanno la scuola, il tennis, il pattinaggio, il cinese, l'inglese, gli scacchi. Mio nipote nella letterina per Babbo Natale ha scritto Babbo Natale ti prego per Natale puoi fare morire il maestro di tennis. Perché non ne può più, è esaurito quel bambino. Noi per esempio quando eravamo piccoli, no? Andavamo, quando viaggiavamo in macchina, c'avevamo il seggiolino? No, potete rispondere, non succede niente. Non c'avevamo, ma non c'avevamo neanche la cintura di sicurezza, noi viaggiavamo sdraiati sul lunotto posteriore. Al primo semaforo tuo padre rischiava le legnate. Se per caso il papà frenava di colpo, andavi a finire con la testa sotto il sedile della mamma e la mamma, alzati, cretina, stai composta. Dava lo schiaffo quello di rovescio con l'anello, con quella cattiveria che solo una madre sa avere. I bambini invece oggi hanno il seggiolino, davanti c'hanno il sedile del papà, di lato c'hanno i paraocchi, vanno in giro per il mondo ma non vedono un cazzo. Così. Io mi ricordo con i miei cugini, noi andavamo a mare in 500, no? Con la 500 quella antica, ve la ricordate? Quella di carta stagnola, un mezzo sicurissimo, e andavamo a mare in 500, andavamo in otto, perché noi diciamo in Sicilia il codice della strada ce ne fottiamo. E quindi andavamo in otto perché mia madre aveva la 500 blu. Poi zia Vita voleva venire, 3 figlie, una, 3 figlie l'altra, ci mettevamo così. Mia madre alla guida, zia Vita copilota. Nel sedile di dietro io in braccio a Giuseppe, Giuseppe in braccio a Flora, Flora in braccio a Vincenzo, Vincenzo in braccio a Lia, tipo acrobati cinesi. Rimaneva Giovanni. Dove lo metto? Dove lo metto? Sopra il freno a mano. Giovanni era l'unico che durante le curve non si muoveva. Era ancorato Giovanni. Noi arrivavamo a mare e ci facevamo il bagno, tutti tranne Giovanni. Perché Giovanni a colazione mangiava la banana. E la banana si sa che per l'associazione Mamme Italiane si digerisce in 3 ore. Noi a mare ci stavamo 3 ore. Quindi Giovanni acqua non ne vedeva, manco quella da bere gli davano. Noi invece il bagno ce lo facevamo perché eravamo più furbi, noi sapevamo che anche mezzo biscotto in più a colazione ci avrebbe precluso la possibilità di farci il bagno. Quindi andavamo a mare digiuni come per fare le analisi del sangue. A noi negli anni 70 come ci insegnavano ad andare in bicicletta? Ma allora, intanto adesso i bambini vanno in giro col caschetto, le ginocchiere, le gomitere, il paraculo, vanno in giro che cadono perché non si possono muovere in biciclette. Andavamo in biciclette in mutande, sulle biciclette senza freni. Noi frenavamo con i talloni, al posto dei talloni avevamo le gomme della Pirelli. Come ci insegnavano? Come ci insegnavano ad andare in bicicletta? Niente, mentre tu pedalavi ti smontavano le rotelle. Oppure ti prendevano da sotto il sellino e dicevano vai, 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 la prima discesa, vai! Noi eravamo perennemente con le ginocchia insanguinate, come si dice a Palermo, scurciate si dice. Eppure quando tornavi a casa non ti potevi lamentare, perché se ti lamentavi la mamma ti diceva ti sei fatta male? Perché se ti sei fatta male
Ti ammazzo! Ma disinfettarmi no, mamma! Perché? Noi piuttosto che farci vedere dalla mamma che stavamo male, andavamo a morire lontano casa tipo i gatti. Ci cucivamo da soli tipo Rambo. Nei casi più gravi andavo a casa degli zii, perché gli zii ti disinfettavano. Ma no con l'acqua ossigenata, no, col whisky tipo John Wayne. Eppure io ho un ricordo della mia infanzia bellissimo, tant'è vero che ancora oggi con i miei cugini ci riuniamo e andiamo a mare insieme con la 500 blu di mia madre. Mia madre alla guida, zia Vita copilota, dietro io in braccio a Giuseppe, Giuseppe in braccio a Vincenzo, Vincenzo in braccio a Flora, Flora in braccio a Lia e Giovanni. Io non so perché, ma preferisce andare in montagna.